Conoscere l'incidenza della patologia tumorale e mappare la sua diffusione sul territorio. Nel 2010 il Veneto si è dotato di una struttura fondamentale, il Registro regionale dei tumori, uno strumento di prevenzione, come spiega il suo direttore scientifico Massimo Rugge. Quando si pensa al registro tumori e la recente legge lo sottolinea, si pensa ad un'organizzazione di registrazione regionale. Non è così. Nella maggioranza, direi quasi nella totalità delle regioni italiane, la registrazione di tumori avviene per provincia, per ospedale, per piccolo nucleo di popolazione. A Rovigo questo strumento di monitoraggio è stato occasione di un confronto nell'ambito di un convegno organizzato dall'ULSS 5 Polesana. Nel territorio polesano ci sono circa 1700 tumori registrati all'anno. Di anno in anno la situazione può cambiare, ma quello è il numero che oramai si è standardizzato. La maggiore incidenza di tumori femminili è quello della mammella, e invece quelli maschili il polmone o la prostata, con varie incidenze, ma con purtroppo peso di mortalità molto differente. 16 donne su 100 sono malate in Polesine di tumore della mammella. Dallo screening la risposta più efficace per le 3 neoplasie più diffuse. Ce ne sono 3 tipi: lo screening per il tumore della mammella, per la neoplasia del colon retto e per la neoplasia della cervice uterina.